È una giornata importante e triste quella di oggi. È tornata in patria la salma di un soldato italiano caduto in Russia durante la Seconda Guerra Mondiale sul tragico fronte del Don, e dopo quasi 50 anni l'Italia torna a quei giorni, ripercorre pagine contraddittorie di storia, si riaccosta a un periodo condannato, bollato, ma che merita un nuovo esame per il coraggio e la sfortuna delle vittime predestinate, i nostri soldati, 200.000 uomini spediti sul fronte russo con grande incoscienza da Mussolini, un Mussolini che voleva a tutti i costi sedersi al tavolo della pace per trattare da pari a pari col Führer. E sa di pace davvero questa cerimonia a Re di Puglia, alla quale interverrà il capo dello Stato. In uno dei sacrari più solenni sta per essere dato il benvenuto a un soldato ignoto, un soldato italiano morto per ferite o distenti, morto per una guerra ingiusta, ma morto comunque per la sua patria.